Buonasera. Ben intesa, sono disposto. Mi potete chiamare da giudizio a n'importa che ora. Chi va accada stavolta? Avete caldo. La vampate quanto sangue coda in capo così. Allunghetevi. Cacciate la vostra camicia che posso... Ammetto che mi dispiace e che non posso mica... Tocca a me il contatto che mi piace. Vi dite che il teletravaglio mi stufa perché prima portavo qui, abbiamo imparato a fare massaggi. È stato durante un viaggio in Thailandia, una thailandese mi ha imparato certi massaggi. Vi spiegherò di una prossima consultazione. Ma uso tenere petto o pratica c'è, sono dottore professionale, ben intesa. Caccetti, sono appena imbuffate. Caccetti i pantaloni. Ecco, e per liberare tutta la cattiva energia. Ma caccetti tutto, anche, sicuro. Respirate, sarete luci. Avvicinate bene il telefonino. Ascoltate a me voci chi vi parla, chi vi dice lasciava andare. Ecco. E pensate a qualcosa, non perché giovate di una sofrologia. Cacciate in mano davanti ai vostri petti. Qui siete andando una piaggia, ai tempi si può dire di Eva e di Adamo. Hanno suonato la vostra porta. Ricominceremo stasera. Vedete? E io non supporto mica. E sul teletravaglio che ci hanno domandato, preferisco di più contatto. Allora sta donna è sicura, è pigliata di una fan aggressiva. Apolario, curà. Ciò che pensi a fare una derogazione di maniera a poter andare, a spiazzarmi, avere i miei clienti e casomai, come accusa lui, è un'urgenza. Penso che da chiamare subito l'ARS. Se avete bisogno mi potete chiamare a n'importa che ora, di giorno e di notte, perché mi hanno chiamato a posto per sbloccare la situazione di stress. E sicuro si capisce. Confinato, ma mica disperato. Ecco.